Corsia 1, lane 1, representing Macedonia, Stefan Dvetowski. In corsia 2, Andrea Polo, Rarinantes Venezia. Alla 3, Andy Bardi, Idros. Corsia 4, Matteo Calzeroni, Virtus Poggibonsi. Alla 5, Jacopo Niccolò Formentin, Antares Nuoto. Alla 6, Pietro Bruzzo, Idros. 7, Zaccaria Matnane, Triestina Nuoto. 8, Cristian Giancarlo Machetti, Virtus Poggibonsi. Attenzione, il dottor Giorgio Girardi in piano vasca, per favore. In acqua con i 200 farfalla, ragazzi, primo anno, nati nel 2004. Corsia centrale c'è Matteo Calzeroni per la Virtus Poggibonsi, il suo il miglior tempo nelle batterie, il suo anche il passaggio più veloce ai 50, 31:13. Matteo Calzeroni verso la virata numero 4, passaggio dei 100 metri di gara, 1:6:26, 35:13, secondi 50, Andy Bardi 36:77, Jacopo Formentin 36:43. Dunque lotta per la posizione numero 2, Bardi alla 3, Formentin in quinta corsia e poi Andrea Polo al momento stabile laggiù in seconda corsia ad occupare la quarta posizione. Là davanti invece sempre Calzeroni a dettare il ritmo, 37:61, il terzo tratto. Bardi leggermente davanti a Formentin per quanto riguarda la lotta per la seconda posizione, mentre là davanti invece il margine ormai è troppo rassicurante. Dunque a Matteo Calzeroni va la vittoria della farfalla, primo anno, 2:21:74. Formentin per la seconda posizione, 2:25:46. Andy Bardi è terzo, 2:25:88. E possiamo